Straordinaria 3, ben trovati i temi della sanità in primo piano. Quest'oggi ne parleremo con il dottor Claudio Vallotto, direttore dell'unità operativa complessa di urologia all'ospedale dell'Angelo a Mestre, all'ULSS 3 Serenissima. Parleremo di prostata e tumori urologici, lo vedete anche in sovraimpressione. Un tema molto delicato e complesso, ma il dottor Vallotto sicuramente ci aiuterà a divincolarci in questo mare magnum di definizioni e di patologie anche molto frequenti. Dottore, buongiorno. Buongiorno a tutti. Come sempre le telefonate sono aperte, potete esporci i vostri dubbi, porci le vostre domande. Il dottor Vallotto risponderà con un'esperienza che è ultradecennale, insomma parliamo di uno dei massimi esperti in materia non solo in Veneto. Dottore, se lei è d'accordo io partirei proprio da una panoramica dei tumori urologici in Veneto. Ci sono dei dati molto importanti, io partirei da questi. Sì, allora, come fa vedere questa diapositiva, ho portato qui i dati del registro tumori del Veneto, che è uno fra l'altro dei registri meglio tenuti nell'ambito, diciamo, degli studi epidemiologici a livello italiano, che fa vedere alcuni dati appunto interessanti. Allora, al 1° gennaio del 2018 il numero di casi di tumore registrati in Veneto è stato complessivamente di circa 292.000 casi. La prevalenza dei tumori più frequenti, diciamo, ha riguardato la mammella, come vedete, con una percentuale che è di circa il 25%. Al secondo posto troviamo il tumore della prostata, con una percentuale del 14,5%. Teniamo presente che per quanto riguarda i maschi il tumore della prostata è al primo posto dopo i 50 anni e la percentuale si eleva in questi casi al 22%. La vescica, per quanto riguarda i tumori urologici, si colloca al 4° posto con una percentuale intorno all'8%. E quindi, come vedete, già 2 tumori, diciamo, urologici, la prostata e la vescica, sono fra i 5 tumori più frequenti in Veneto. Quindi sono numeri impressionanti per certi versi. Ci dicono che subito dopo il tumore al seno, fondamentalmente, c'è quello alla prostata e che cresce da un punto di vista percentuale con l'avanzare dell'età, quindi soprattutto over 50. Esatto, esattamente. Sì, diciamo che l'incidenza di questo tumore aumenta sensibilmente dopo i 50 anni e normalmente raggiunge un picco di incidenza che si colloca fra i 65 e i 75 anni. E da qui la necessità, immagino, dottor Vallotto, di una prevenzione attenta. Assolutamente. Volevo far vedere un attimino quelli che sono nella slide successiva, se possiamo metterla. Si vedono anche un po' i trend di tendenza, diciamo, nel tempo di questi tumori. In particolare per quanto riguarda il tumore della prostata, dopo un iniziale rialzo di incidenza, diciamo, fino ai primi anni 2000, la successiva tendenza è stata quella sostanzialmente di stabilizzarsi o di ridursi in questi ultimi anni. E allo stesso modo si è comportato negli ultimi anni il tumore della vescica e il tumore del rene. Ma come mai, dottore, questo decremento, c'è più prevenzione? Che Assolutamente, cosa? Diciamo che per quanto riguarda il tumore della prostata sicuramente ha contribuito moltissimo la diffusione del test del PSA, di cui parleremo più estesamente dopo, che diciamo, ha consentito effettivamente di diagnosticare più precocemente questo tipo di malattia.
e quindi questo, unitamente poi anche una maggiore sensibilità da parte dei medici e degli stessi pazienti, ha portato chiaramente in questi ultimi anni a un calo diciamo della incidenza, diciamo cioè a una maggiore diagnosi da un lato, e quindi chiaramente poi a una maggiore sensibilità e un'attenzione, insomma. E questo è un dato che comunque ci rassicura. Abbiamo già una telefonata in linea. Pronto, chi parla? Sì, buongiorno, Luciano da Desenzano del Garda. Buongiorno Luciano, prego. Non è tanto che ho girato, ho visto niente. Io ho 76 anni, non ho fatto il vaccino. Nel 2021, l'inverno 2021, di solito faccio un piccola influenza a novembre e febbraio, perché vado in bike, vado in bicicletta anche l'inverno, ma con 2 o 3 bustine. Nel 2021 niente influenza. Il mio medico, che ce l'ho da 21 anni, mi ha detto che non ha visto un malato di influenza. Per lui è merito della mascherina. E anche io dico, stamattina sono andato al mercato qua e non ero il solo che aveva la mascherina, ma io quando andavo in bicicletta prima, negli altri anni, mettevo sempre la sciarpa davanti alla bocca. Ma volevo dire, la prostata, tutte le malattie, io non ho mai fumato, le malattie, i tumori, queste malattie, non ho mai sentito, e chiedo al medico, non ho mai sentito un virologo, insomma, in questi 2 anni dire che il fumo è una delle prime cause di malattia. Il fumo. L'ha presa un po' larga Luciano, ma tentiamo di rispondere. Quindi cosa possiamo dire al nostro telespettatore di Desenzano? Allora, direi che per quanto riguarda il fumo, mi pare che si soffermasse in modo particolare sul fumo di sigaretta. Diciamo che c'è una dimostrazione sicuramente importante di questo fattore per quanto riguarda il tumore della vescica, assolutamente, e anche il tumore del rene, ma anche sul tumore della prostata sicuramente può rappresentare un fattore di rischio. Non così importante come, diciamo, l'età che vedremo successivamente, la razza e la familiarità, ma anche il fumo di sigaretta, diciamo, ha un impatto, può avere un impatto sui tumori della prostata e in generale sui tumori urologici, assolutamente. Questo è molto interessante, quindi non solo i tumori polmonari, ovviamente alle vie respiratorie, ma ci possono essere delle concause sostanzialmente che portano anche all'apparato urologico. Grazie Luciano, grazie davvero per questo spunto interessante e non scontato. Dicevamo, dottore, per ritornare al tema e alla fotografia che lei ci ha scattato inizialmente, la prostata, i tumori alla prostata sono secondi soltanto ai tumori al seno, alla mammella. Ci sono anche i dati sulla sopravvivenza a 5 anni. Assolutamente. Questi sono importanti, direi di dare questi già in apertura, perché sono comunque dati rassicuranti. Certo. Allora, diciamo che il tumore della prostata è un tumore molto frequente, abbiamo visto. La bella notizia è che, come fa vedere molto bene questa diapositiva, che tratta sempre dalla elaborazione dei dati del registro tumori del Veneto, fa vedere come nella nostra regione il tumore della prostata abbia una sopravvivenza a 5 anni superiore al 94%, quindi sicuramente dei dati rassicuranti, e questo chiaramente è legato sicuramente in parte alla diagnosi più precoce e in parte anche ai progressi che ovviamente sono stati fatti in tema di cura di questo tipo di malattia. Meno rassicurante il dato per quanto riguarda gli altri 2 tumori più frequenti,
vale a dire la vescica e il rene, che come vedete si attestano su una percentuale rispettivamente dell'80 e del 72%, quindi sono dei tumori diciamo meno favorevoli da questo punto di vista. Ecco, soffermiamoci adesso un po' sull'anatomia e sui fattori di rischio che già in parte abbiamo anticipato con Luciano Di Desenzano. Vediamo la slide proprio che ci dà l'anatomia dell'apparato. Sì, ho portato questa slide per far vedere appunto che cos'è la prostata, dove si colloca. È una ghiandola che si trova nella parte più bassa dell'addome, nello scavo pelvico, sotto la vescica, davanti al retto. La sua funzione è quella di produrre, diciamo, il liquido seminale che ha un ruolo determinante nell'ambito della fertilità maschile. Da questa diapositiva si capisce anche diciamo, la posizione che ha questo tipo di organo e questo ha dei risvolti, come vedremo dopo, dal punto di vista poi del trattamento chirurgico. Ecco, quindi questa è l'anatomia. Dicevamo dei fattori di rischio, abbiamo anticipato quello del fumo, ma non solo. Certo, come vi dicevo, sicuramente uno dei fattori di rischio più importanti è rappresentato dall'età. Abbiamo visto come questa malattia diciamo, incida in maniera significativa dopo i 50 anni. Sicuramente la razza, è dimostrato che la razza afroamericana ha un'incidenza superiore, diciamo, di tumore della prostata. Sicuramente un ruolo importantissimo la familiarità. È dimostrato che un soggetto che abbia un parente con un tumore della prostata di primo grado e quindi il padre o ancora di più un fratello ha un rischio doppio rispetto a una persona che non ha questo tipo di familiarità di sviluppare un tumore della prostata. Questo rischio può elevarsi a 5 o anche 10 volte tanto se in famiglia ci sono 2 o più di 2 parenti di primo grado con tumore della prostata. Quindi la familiarità è fondamentale e deve essere cura dello specialista quando raccoglie l'anamnesi con il paziente, appunto, che viene alla sua attenzione, informarsi, diciamo, di com'è la situazione familiare da questo punto di vista. Hanno molta importanza anche i fattori genetici. Ci sono in particolare delle mutazioni genetiche che possono, diciamo così, predisporre al sviluppo di un tumore della prostata, e anche in questo caso si tratta di tumori particolarmente aggressivi. L'obesità è un altro fattore di rischio, lo stile di vita rappresentato da un eccessivo consumo di cibi ricchi di grassi saturi e da una scarsa attività fisica, e poi appunto il fumo, come abbiamo già detto. C'è un'altra telefonata, pronto, chi parla? Pronto? Sì, pronto, è in onda. Renato qua da Caviar. Renato, prego. C'è un'informazione, io come ho la prostata sono anni che faccio la visita urologica e i medici gli ultimi 2 anni qua mi hanno ordinato di prendere il mattino una pastiglia di Produsen e una alla sera di Urorec. Volevo sapere se queste pastiglie devo prendere per tutta la vita o se sono per periodi. Renato, lei quanti anni ha? 78. 78. Cosa possiamo rispondere, dottor Balotto, Renato? Allora, le compresse, cioè i farmaci a cui questo signore si riferisce, a cui il signor Renato si riferisce, sono farmaci che normalmente vengono utilizzati non tanto nel trattamento del tumore della prostata e nemmeno nella prevenzione, perché non ci sono dei farmaci che vengono utilizzati per la prevenzione del tumore della prostata. Sono invece farmaci che utilizziamo abbastanza regolarmente, diciamo, nel trattamento dei disturbi correlati all'ipertrofia prostatica, che è una patologia
molto frequente anche questa del sesso maschile, che si presenta diciamo negli stessi anni in cui troviamo anche il tumore della prostata, per cui chiaramente per rispondere alla domanda del telespettatore quanto deve proseguire questa terapia, ovviamente lì bisogna fare i conti con quella che è la sua situazione, quindi chiaramente bisogna un attimino valutare un po' tutto il quadro delle problematiche di questo paziente prima di dire quando sospendere. In genere lo specialista, insomma, che eventualmente dà questi consigli. Il consiglio è quello di rivolgersi ovviamente all'esperto che lo ha in cura. Senta dottore, ma che correlazione c'è tra questa ipertrofia prostatica e il tumore alla prostata? Diciamo che sono due patologie appunto che riguardano il maschio in età adulta anziana e che hanno una correlazione verosimilmente entrambi su base ormonale, anche perché la prostata è un organo che risente molto della situazione ormonale, in particolare dello stato androgenico, diciamo, dell'organismo, e quindi condividono, diciamo, alcuni meccanismi di fisiopatologia da questo punto di vista. Anche questa domanda del nostro telespettatore ci ha permesso di anticipare un po' il tema. Parliamo adesso dei fattori protettivi e di quelli preventivi. Comincerei da quelli protettivi. Beh, allora diciamo subito che ovviamente questi fattori sono molto controversi, di fatto non è mai stato dimostrato che diciamo, prendendo o assumendo determinate sostanze si possa annullare il rischio di sviluppare un tumore della prostata, però insomma la letteratura scientifica riporta appunto questi fattori tra quelli che andrebbero seguiti o assunti per cercare di prevenire o ridurre questo rischio. Sicuramente ha un ruolo l'attività fisica, basta una mezz'oretta, diciamo, di cammino sostenuto tutti i giorni per avere degli effetti positivi su questo tipo di patologia, ma anche, come sappiamo, su altre patologie. L'assunzione di caffè, di pomodori, di pesce vengono segnalati come dei fattori potenzialmente protettivi, e anche l'uso delle vitamina D e delle statine, che sono dei farmaci che si usano, diciamo, per controllare la colesterolemia, sono anche questi riportati come sostanze che possono esplicare un ruolo protettivo. Ecco, le faccio una domanda, perché anche questo è un aspetto molto, molto importante. Ho letto recentemente che per appunto prevenire i disturbi derivanti dalla prostata bisognerebbe assumere almeno fino a 3 caffè al giorno. È vero, non è vero, è una diceria? Ma ripeto, ci sono delle osservazioni perché in realtà degli studi, diciamo, sono più che altro degli studi osservazionali fatti su gruppi, diciamo, di pazienti o di soggetti che effettivamente sembrerebbero appunto confermare questo, cioè che il caffè abbia questo ruolo, diciamo, un po' protettivo per quanto riguarda questo tipo di problematiche. E i pomodori, esatto. A livello di prevenzione ritornerei, poi abbiamo un'altra telefonata, sul concetto di prima. Mancano dei dati per dire che ci sono dei farmaci per prevenire i disturbi alla prostata. Esatto, per prevenire il tumore della prostata. Sì, sì, sì. Sì, purtroppo non ci sono, diciamo, evidenze robuste per consigliare in questo momento dei farmaci a scopo preventivo. Per cui attualmente il consiglio è quello di agire sicuramente sulla dieta, che deve appunto prevedere un ridotto consumo di carni rosse e di grassi animali, cercare di consumare molta frutta e verdura e cereali integrali. Fondamentale, come abbiamo detto, l'attività fisica, ridurre il consumo di alcol e abolire il fumo di sigaretta. Diciamo che queste sono le buone pratiche generali che valgono un po' per tutti i tutte tumori, le patologie. Pronto, chi parla? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono Angelo di provincia di Treviso. Prego, Io Angelo. volevo dire
volevo dire, io ho un tumore alla vescica e ho problemi da 10 anni alla prostata che faccio fatica a urinare in pratica. Volevo sapere se c'è qualche problema, se va bene così, se posso andare avanti così senza prendere medicinali, niente. Non so, chiedo. Cioè, mi faccia capire, signor Angelo, lei ha un tumore alla vescica e ha problemi di prostata da alcuni anni, mi pare di capire, è sottoposto a terapia. 8-10 anni che faccio fatica a urinare, in pratica. Quando fanno le analisi alla vescica dicono sì, beh, c'è un po' di prostata infiammata, ma io faccio fatica ad andare a urinare. Non so se c'è qualche farmaco che magari aiuti. Quindi difficoltà proprio nella minzione, mi pare di capire. Dottor Vallotto. Ma allora, mi pare Renato si chiamasse questo signore. Sì. Beh, quello che possiamo dire intanto è che le due patologie possono tranquillamente convivere e probabilmente questo signore è in controllo appunto per questo tumore della vescica, però ha sviluppato anche dei sintomi correlati probabilmente a un quadro di ipertrofia della prostata. Per cui sì, chiaramente andrebbe visitato e eventualmente come primo approccio si potrebbe consigliargli appunto dei farmaci per cercare di aiutarlo, diciamo, nella minzione, che mi sembra che sia il problema principale, cioè la difficoltà proprio a fare la pipì. Quindi assolutamente sì, il consiglio è di rivolgersi a uno specialista per vedere appunto di studiare insomma la problematica e eventualmente consigliargli dei farmaci. Quindi ci sono dei farmaci deputati a questo, certo, sostanzialmente, che mi pare di capire il nostro telespettatore non prende, insomma, quelli... Sembrava di no. Sì. Sembra di no. Sì. Entriamo nel vivo di questa tematica, dottore, trattiamo tutta la parte che riguarda l'aggressività della malattia e il trattamento proprio del carcinoma prostatico. Allora, diciamo che oggigiorno il trattamento di questo tipo di tumore dipende sostanzialmente da alcuni fattori. Intanto assolutamente dalla estensione e dall'aggressività della malattia, da quella che è l'aspettativa di vita del paziente, che ovviamente è correlata con la presenza di comorbidità. Teniamo presente che il 40% dei pazienti in cui viene diagnosticato un tumore della prostata in realtà muore con il tumore e non per il tumore, e poi bisogna tener conto, diciamo, di quelle che sono le attese e le preferenze del paziente. Presso la nostra realtà tutti i casi di tumore della prostata in cui si fa una diagnosi di tumore della prostata vengono discussi nell'ambito di un diciamo, gruppo multidisciplinare per cercare di identificare e tagliare su misura il trattamento più idoneo al singolo paziente. Che pertanto deve essere un trattamento assolutamente personalizzato e condiviso. Oggigiorno i trattamenti possibili nel caso abbiamo a che fare con un tumore della prostata confinato, cioè limitato all'organo, possono essere sostanzialmente tre. La sorveglianza attiva, che di fatto non è un trattamento ma è un programma, diciamo, estremamente rigido di controllo, che prevede appunto di non fare nessun trattamento ma di intervenire poi qualora ci fosse una progressione della malattia in maniera tempestiva. Certo. Il secondo trattamento è rappresentato dall'intervento chirurgico e il terzo trattamento dalla radioterapia. Questi sono i cardini, diciamo, di trattamento per quanto riguarda il tumore della prostata. La scelta del trattamento dipende dalla classe di rischio in cui si colloca il paziente, cioè è possibile, diciamo, assegnare ad ogni paziente con un tumore della prostata l'appartenenza a una classe di rischio sulla base
di alcuni parametri che sono rappresentati dal valore del PSA, dallo stadio della malattia, dal grado della malattia, cioè l'aggressività che ha questo tumore, e sulla base di questi 3 elementi assegnarlo ad una classe di rischio per la quale poi viene scelto il trattamento più idoneo. E la prostatectomia radicale invece? Ecco, l'intervento chirurgico che si fa sulla prostata in caso di tumore è chiamato prostatectomia radicale, che prevede l'asportazione della prostata e delle vescicole seminali. Ovviamente a questa fase demolitiva segue una fase successiva ricostruttiva, che consiste nel riattaccare la vescica all'uretra. Se abbiamo presente quel disegno, quella immagine iniziale, la prostata si colloca tra l'uretra e la vescica. L'intervento prevede la rimozione appunto dell'organo, e quindi poi bisogna ricollegare, diciamo, le 2 strutture, la vescica con l'uretra. Abbiamo una telefonata, pronto, chi parla? Sono Natale di Montebelluna. Prego Natale. Vorrei chiederle al dottore, io sono 15 anni che sono in cura da un specialista. Ho già fatto 3 biopsie e tutte negative. Ora vuol farmi fare un'altra biopsia. Io sono un po' indeciso di farle, perché tocca una volta, tocca 2, tocca 3, non saprei come fare. Prendo Prostide 5 mg al mattino e Satral alla sera. La ringrazio se mi può rispondere. Dottore. Ecco, allora diciamo che intanto la diagnosi del tumore della prostata oggi si basa sul PSA e sulla esplorazione rettale. Qualora da questi 2 esami e ovviamente dalla storia clinica che raccoglie lo specialista emergesse diciamo un sospetto neoplastico, c'è l'indicazione a fare un esame che non so se il nostro ascoltatore abbia fatto, che si chiama risonanza multiparametrica della prostata. Questo è un esame assolutamente non invasivo, di immagine, che è in grado di stabilire, che ci consente, che ci aiuta, diciamo, a identificare la presenza nell'ambito della prostata di un nodulo che poi andiamo eventualmente a biopsiare. Perché alla fine la diagnosi comunque è una diagnosi istologica che ovviamente viene ottenuta attraverso la biopsia. Il signore di cui sentivamo adesso la telefonata ha già fatto delle biopsie in passato. Questo tipo di problematica, diciamo, può effettivamente verificarsi, ed è legato al fatto che in presenza di un sospetto, diciamo, di tumore della prostata che si mantiene nel tempo, può essere anche indicato ripetere una biopsia della prostata. Bisogna dire che in seguito all'introduzione della risonanza magnetica questo tipo di problematica è andato un po' ridimensionandosi, perché la risonanza, diciamo, ci ha consentito di perfezionare moltissimo la diagnosi, quantomeno nei confronti di quei tumori, diciamo, più significativi e che meritano poi più probabilmente un trattamento. Possiamo passare al tumore alla vescica? Certo. Sulla prostata mi pare abbiamo detto un po' tutto, no, dottore? Ecco, che tipo di tumore è invece il tumore alla vescica? Sì, allora diciamo che il tumore della vescica, di cui probabilmente si parla meno alle nostre latitudini, è in realtà un tumore, anche questo abbastanza frequente nella nostra regione, perché si colloca al 4° posto, diciamo, come abbiamo visto, nell'ambito dei tumori che troviamo qui in Veneto. È un tumore questo che origina, diciamo, dalle cellule transizionali
che rivestono, diciamo, l'apparato urinario. Bisogna sapere che questo tipo di cellule rivestono a mo', diciamo, di carta d'apparati le superfici di tutto l'apparato urinario, quindi dei reni alla vescica, per cui potenzialmente questo tipo di tumore può svilupparsi in ogni distretto. Sicuramente però più colpita è la vescica, dove questo tumore si manifesta con maggiore frequenza. E i fattori di rischio invece dei tumori alla vescica, mi sembra, scorrendo qui la slide che fra poco vedremo, siano più specifici, meno generici di quelli della prostata, o sbaglio? Sì, in effetti è vero. Come vedete, abbiamo già detto, insomma, il fumo di sigaretta qui la fa da padrone. È responsabile di oltre il 60% dei casi di tumore della vescica. Vedete come per un fumatore il rischio di sviluppare questo tipo di tumore si triplichi, ed resta alto anche per quelli che hanno smesso di fumare. Chiaramente esiste una correlazione con il numero di sigarette fumate e il tempo per il quale si è fumato. Sicuramente smettere di fumare aiuta molto, è anche stato dimostrato che questo rischio si riduce anche significativamente. Accanto al fumo di sigaretta, che resta sicuramente quello principale, abbiamo una serie di agenti chimici che troviamo nel mondo occupazionale, rappresentati soprattutto da delle sostanze che vengono utilizzate nella lavorazione di certi coloranti, vernici, gomme, cuoio e altri prodotti chimici. Quindi i lavoratori che entrano in contatto con questo tipo di sostanze hanno un rischio superiore rispetto alla popolazione diciamo generale, e chiaramente vanno sorvegliati attentamente. Quindi possono essere configurate anche come malattie professionali? Assolutamente, assolutamente. Quindi ovviamente l'attenzione è quello appunto di essere molto attenti con questo tipo di persone, insomma. Poi un ruolo sicuramente la radioterapia. Abbiamo sentito prima come uno dei trattamenti del tumore della prostata sia la radioterapia. Ebbene, la radioterapia può, diciamo, esporre a un rischio di sviluppare poi anche un tumore della vescica. Quindi, e quindi chiaramente questo è un altro fattore di rischio importante. Ci sono poi alcuni chemioterapici come la ciclofosfamide, delle infezioni croniche che troviamo però più in paesi, diciamo, del Medio Oriente, soprattutto Egitto. Ci sono dei parassiti che colpiscono, diciamo, si annidano all'interno appunto della vescica e possono sviluppare, far sviluppare un tumore. Poi chiaramente anche qui è stato attribuito un ruolo importante alla dieta, soprattutto diciamo all'abuso di fritture e grassi, e poi anche qui una certa predisposizione genetica è stata, insomma, descritta in diversi lavori scientifici. E anche qui, se guardiamo alla prevenzione, non è facile l'individuazione. No, assolutamente. Purtroppo non ci sono, diciamo, farmaci o sostanze che possono essere consigliate, e neanche purtroppo dei programmi di screening o dei metodi, diciamo, di diagnosi precoce affidabili. Restano i soliti consigli che abbiamo detto, insomma, prima: l'abolizione del fumo, una dieta sana, esercizio fisico e, per quanto riguarda le categorie a rischio, una accurata sorveglianza. Di tumore al rene parliamo invece subito dopo la pubblicità. A fra poco.
Di nuovo in diretta con Straordinaria 3 per occuparci di tumori urologici. Lo stiamo facendo con il dottor Claudio Valotto, direttore dell'unità operativa complessa di urologia all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Dottore, prima di iniziare a parlare di tumore al rene, concludiamo quello che stavamo dicendo sul tumore alla vescica. Parliamo dei sintomi e della diagnosi. Sì, allora per quanto riguarda i sintomi direi che va stressato un concetto molto importante, cioè che il sintomo più importante, che poi non è un sintomo ma è un segno di questo tipo di tumori, è l'ematuria, quella che noi chiamiamo in termine medico ematuria, che altro non è che la presenza di sangue nelle urine. Quindi un soggetto che diciamo incorra in questo tipo di problema, cioè che veda sangue nelle urine, assolutamente deve prima possibile ricorrere a una visita medica. In una percentuale inferiore di casi possiamo avere altri disturbi che ricordano un po' quelli dell'ipertrofia prostatica, quindi disturbi diciamo di tipo irritativo, un'aumentata frequenza a fare la pipì, il bruciore, la difficoltà a fare la pipì, l'urgenza e qualche volta possiamo avere anche dei dolori pelvici, e questi non sono quasi mai un bel segno perché possono essere espressione di una malattia più importante di tipo infiltrante, cioè di una malattia profonda e quindi di una malattia che necessita di un trattamento particolare. La diagnosi. La diagnosi del tumore della vescica si basa, diciamo, oggi su ecografia sostanzialmente, quindi un esame estremamente semplice e assolutamente non invasivo, che è in grado di evidenziare all'interno della vescica una formazione, una lesione, un nodulo, un polipo, diciamo quello che si chiama normalmente un polipo, che andrà poi confermato attraverso una cistoscopia, che è un esame che si fa attraverso una telecamera introducendo una sonda, diciamo, all'interno della vescica. Qualora si confermi, diciamo, la lesione, il tumore della vescica, questo andrà asportato per via endoscopica attraverso una resezione endoscopica che viene chiamata normalmente TUR. Questo tipo di procedura consiste nell'asportare la lesione vescicale attraverso un'ansa diatermica che permette quindi contemporaneamente di asportare ma anche di coagulare eventualmente poi i vasi sanguinanti nel corso della procedura. E veniamo al tumore al rene. Ecco, è il terzo, diciamo così, tumore che oggi prendiamo in considerazione. È un tumore particolarmente insidioso, se non sbaglio, perché spesso anche asintomatico. Certo, infatti questo è verissimo. Se teniamo presente che in più del 60% dei casi la diagnosi di questo tipo di tumore è assolutamente incidentale. Cosa significa? Significa che lo si scopre in corso di accertamenti fatti per altri motivi. E quindi magari nel corso di un'indagine ecografica eseguita diciamo per disturbi di varia natura può saltar fuori un tumore renale. Va sottolineato che i tumori del rene si dividono in due grandi capitoli, quelli che originano, diciamo, dal parenchima renale, che è il tessuto, diciamo, nobile del rene, quello che produce l'urina, e quelli che invece originano dalla via escretrice, cioè dal sistema di canali che veicolano l'urina dal rene alla vescica, che hanno delle caratteristiche assolutamente simili e sovrapponibili
ai tumori della vescica di cui abbiamo parlato prima. Si tratta di due tumori completamente diversi che vanno inquadrati in maniera diversa e vanno soprattutto trattati in maniera completamente differente. Questo è molto importante perché quando uno dice ho un tumore del rene, spesso tende a confondere questo tipo di patologie, ma sono tumori completamente diversi. Anche perché poi entrano in azione due diversi specialisti, da una parte il nefrologo, dall'altro l'urologo, è così? No, a dire la verità, no. Allora il nefrologo diciamo, entra più che altro nel trattamento delle patologie diciamo, di tipo medico del rene, mentre l'urologo si occupa di tumori e delle problematiche legate allo scarico del rene, quindi sostanzialmente tutta la problematica della calcolosi urinaria che chiaramente viene gestita appunto dall'urologo. Anche qui, dottore, i fattori di rischio del tumore al rene, quali sono? Ne vedo di molto specifici. Certo. Sempre al primo posto il fumo di sigaretta, ma sul quale ci siamo già soffermati, sicuramente molto importanti l'obesità. L'obesità è un fattore di rischio per questo tipo di tumore, e l'ipertensione arteriosa. Anche questa, che è una problematica molto diffusa, può rappresentare un fattore di rischio. Anche qui possono avere un ruolo certi agenti occupazionali e anche certi composti a base di arsenico che si possono trovare purtroppo, ahimè, nell'acqua potabile. Un altro fattore di rischio importante è rappresentato dalle radiazioni ionizzanti, sia gamma che X, e quindi chiaramente un abuso di esami diagnostici fatti sulla base di ovviamente vari motivi può appunto predisporre o quantomeno determinare questo tipo di problematica. Anche l'abuso di farmaci antidolorifici, FANS, può, soprattutto se protratto nel tempo, è stato dimostrato insomma, come fattore di rischio per il tumore del rene. Poi ci sono delle sindromi, per fortuna abbastanza rare, che possono appunto accompagnarsi a questo tipo di patologia e predisporla da un punto di vista genetico. Questi i fattori di rischio. I fattori preventivi invece, di prevenzione? Purtroppo tocca ripetersi, anche qui devo dire non ci sono diciamo, al momento farmaci o esami, farmaci che possano diciamo, prevenire questo tipo di patologia. Al di là dei soliti consigli che abbiamo già dato, potrebbe essere diciamo, ipotizzata un'ecografia renale periodica diciamo, a soggetti che corrano un rischio più alto rispetto ad altri. Però, chiaramente, quindi che hanno familiarità, soggetti obesi. Esattamente, però chiaramente questo è così un consiglio che si risolve nell'ambulatorio del medico, ma non ci sono assolutamente indicazioni da linee guida o raccomandazioni per introdurre questo tipo di concetto. È un tumore che sfugge, questo assolutamente, insidioso, sì. Molto, molto insidioso. E per quanto riguarda la diagnosi? Ecco, che strumenti diagnostici ci sono a disposizione dello specialista? Diciamo che questo tipo di tumore sicuramente è un tumore insidioso, sfuggente, che dà sintomi purtroppo quando è avanzato. E quindi diciamo che è fondamentale la diagnosi precoce, anche perché, come ben riportato in questa diapositiva, se lo troviamo in stadio iniziale abbiamo la possibilità di curarlo e le probabilità di ricaduta a 10 anni sono meno del 10%. Quando invece abbiamo a che fare con tumori in stadio avanzato o addirittura metastatici, diciamo, le probabilità di ricaduta sono molto più alte e in un tempo molto più precoce, quindi è assolutamente necessario
fare diagnosi. I mezzi diagnostici che abbiamo a disposizione sono sicuramente l'ecografia e poi chiaramente la TAC o la risonanza magnetica. Mi sa che abbiamo un'altra telefonata e chiuderei il nostro appuntamento con questa. Pronto? Chi parla? Sì, buongiorno, mi chiamo Orlando, ho già dato tutti i miei dati alla vostra televisione. Volevo fare una domanda. Prego Orlando. Allora, io sono stato operato un tumore alla prostata 2 anni fa. Adesso ogni 6 mesi vado al controllo. Ma ultimamente mi sento un forte bruciore quando faccio la pipì. Volevo chiedere se c'è qualcosa che si può fare per alleviare questo. Allora, rispondo alla domanda del signor Orlando dicendo che intanto la prima cosa da fare sarebbe quella di fare magari un esame delle urine per escludere che non ci sia un'infezione urinaria, perché diciamo dopo questo tipo di interventi può comunque verificarsi, possono verificarsi delle infezioni urinarie anche legate magari a un non ottimale svuotamento della vescica, quindi è fondamentale verificare che non ci sia un'infezione e poi comunque andrebbe fatto un controllo dallo specialista che appunto va a verificare se è tutto a posto dal punto di vista, diciamo così, della dinamica minzionale. Quindi un esame delle urine, consigliamo questo principalmente al nostro telespettatore, che salutiamo, ringraziamo per la domanda come tutti i telespettatori che oggi ci hanno chiamato. Vuol dire che insomma il tema è realmente sentito e ovviamente parliamo di patologie molto diffuse. Dottor Valotto, io la ringrazio per la chiarezza, spero di averla nuovamente nostro ospite, quindi grazie al direttore Claudio Valotto, direttore dell'unità operativa complessa di urologia all'ospedale dell'Angelo, l'ULSS 3 Serenissima, quindi diamo la qualifica esatta così, dottore, no, va bene. Quindi la ringrazio, grazie davvero, grazie a tutti voi per averci seguito.